La Democrazia Cristiana riunisce i vertici del partito a Caltanissetta, ribadita piena fiducia a Schifani per la seconda candidatura a presidente della regione. A Lampedusa scontro sul nuovo commissariato, nota del sindacato di polizia MP, chiesi più agenti e alloggi. Arrivati oggi i primi 252 ristori alle famiglie interessate alla frana Niscemi. Continuano le truffe del falso carabiniere ad Agrigento, condannato dalla Cassazione, un imprenditore di Cammarata per evasione fiscale, 1 anno di reclusione, dal Tribunale di Agrigento a un imprenditore di Canicattì, spariti libri contabili. Domenica 1 marzo apertura gratuita della Valle dei Templi di Agrigento, diverse le iniziative del parco per l'occasione. Grande partecipazione di pubblico per il Carnevale a Montevago, stasera ultima esibizione dei carri. Presentato il torneo delle regioni che si terrà prossimamente in Puglia, organizzato dalla LND Sicilia. L'Akragas vince per 9-0 contro il Megara d'Aragona, la Castrum Favara perde ancora, critica la situazione in classifica. La Fortitudo Moncada trionfa in casa con il Montecatini. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, 23 febbraio, lunedì. La Democrazia Cristiana guarda già alle regionali del 2027. Dall'Assemblea regionale che si è svolta a Caltanissetta, il partito ha ufficializzato il sostegno alla seconda candidatura di Renato Schifani alla presidenza della regione siciliana. L'incontro dal titolo Direzione Futuro ha riunito i segretari regionali della coalizione di centrodestra e dirigenti provenienti da tutta la Sicilia, un appuntamento che segna il rilancio politico della Democrazia Cristiana dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il partito. Il nostro servizio. La Democrazia Cristiana rompe gli indugi e guarda già le regionali del 2027. Dall'assemblea che si è svolta a Caltanissetta, ieri il partito ha ufficializzato il suo sostegno alla seconda ricandidatura di Renato Schifani a presidente della regione. Il tema trattato ha avuto come titolo Direzione Futuro, che ha visto i segretari regionali della coalizione di centrodestra e dirigenti provenienti da tutta l'isola. Un appuntamento che ha segnato il rilancio politico della Democrazia Cristiana dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il presidente del partito. La DC guarda avanti e pensa al futuro della Sicilia, si prepara fin d'ora alle elezioni del 2027, hanno dichiarato così i commissari regionali Totò Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi. La nuova governance si è insediata dopo l'inchiesta che aveva coinvolto Totò Cuffaro, ex governatore della Sicilia. Da Caltanissetta ribadiamo il nostro sostegno a Schifani, sosterremo una seconda candidatura, questo quanto affermato da Laura Badessa, presidente della DC Sicilia, e Carmelo Pace, capogruppo all'ARS. Nel corso dell'assemblea sono intervenuti anche deputati regionali, Ignazio Abate, Nuccia Albano, Carlo Auteri, Serafina Marchetta e Andrea Messina, che hanno sottolineato la volontà del partito di rafforzare il progetto politico, consolidare la presenza nei territori e costruire con responsabilità la proposta per la Sicilia di domani. È stato un incontro molto partecipato, di grande rilevanza politica e organizzativa, ha concluso la Badessa, utile per fare il punto sull'attività svolta, definire le strategie future con uno sguardo proiettato al prossimo anno. E all'indomani dell'Assemblea regionale della Democrazia Cristiana a Caltanissetta è arrivato anche l'intervento del consigliere nazionale Giuseppe Migliara, che sottolinea in clima di partecipazione e compattezza registrato durante l'incontro. La Democrazia Cristiana viva e più forte che mai, ha affermato Migliara. L'Assemblea regionale ha riconfermato la nostra determinazione e la nostra unità nel proseguire gli obiettivi di rinnovamento e crescita della Sicilia. Per il consigliere nazionale Migliara, in un momento delicato per l'isola, la Democrazia Cristiana si propone come punto di riferimento stabile, capace di guardare al futuro con fiducia e responsabilità. Il nostro impegno è chiaro: sostenere la seconda candidatura del presidente Schifani, lavorare insieme per costruire un futuro migliore per la Sicilia. Migliara altresì
Ha ringraziato i dirigenti, i militanti, i simpatizzanti che hanno partecipato all'assemblea, parlando di una comunità politica che non si arrende e non si ferma di fronte alla difficoltà. A Lampedusa è scontro sul nuovo commissariato. Il sindacato del Movimento Poliziotti Democratici MP chiede 47 agenti e alloggi subito il nostro servizio. Il commissariato Lampedusa finisce al centro delle osservazioni del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti, che segnala varie criticità sul personale previsto per la nuova struttura nelle isole di Lampedusa e Linosa. Il segretario nazionale del sindacato Antonio Alletto interviene sulla bozza del decreto di apertura firmata dal capo della polizia Vittorio Pisani e chiede l'assegnazione ministeriale di 47 agenti, oltre alla garanzia di alloggi per il personale che al momento non risulterebbero disponibili. Il segretario Alletto dichiara che il sindacato ha esaminato il testo ma non può esprimere parere favorevole in assenza di un incremento formale dell'organico. Il rappresentante del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti giudica inaccettabile l'ipotesi di coprire il fabbisogno attraverso il trasferimento di agenti della questura di Agrigento, che secondo quanto riferito opererebbe già con numeri ridotti. Il sindacato nazionale evidenzia pertanto le ricadute personali sui poliziotti coinvolti, che dovrebbero allontanarsi dalle famiglie dopo anni di servizio sul territorio. Il segretario nazionale MP Alletto richiama anche l'attenzione sui tempi dell'iter amministrativo, sostiene di aver richiesto un esame congiunto della bozza, ma segnala ritardi nella convocazione da parte degli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che per legge dovrebbero procedere al confronto. Secondo Alletto, questi rallentamenti rischiano di incidere su una fase delicata per l'organizzazione del presidio di polizia in un'area strategica come quella delle Isole Pelagie. Il sindacato pertanto sollecita un intervento del Ministero dell'Interno, sottolineando che l'efficienza di un presidio passa anche dal rispetto dei diritti dei poliziotti e delle loro famiglie. Il Movimento Poliziotti Democratici ribadisce inoltre che continuerà a seguire l'evoluzione del provvedimento a tutela dei propri iscritti nell'ambito del confronto istituzionale. Sono 252 le prime famiglie sfollate a causa della frana di Niscemi, che riceveranno il contributo mensile per l'affitto della casa. Dopo i 78 bonifici dei giorni scorsi, stamattina il Comune ne ha emessi altri 174 per altrettanti nuclei familiari. Nei prossimi giorni se ne aggiungeranno altri 190. È la dimostrazione, dice il Presidente della Regione Renato Schifani, che il sistema di supporto e assistenza alle famiglie che hanno subito danni a causa della frana funziona. La sinergia e la sintonia tra le istituzioni è fondamentale per dare concretezza agli interventi nei confronti dei cittadini di Niscemi. La Regione siciliana sta facendo in pieno la propria parte, stiamo lavorando con velocità ed efficienza per mitigare gli effetti di una calamità dalle dimensioni eccezionali. I risultati della collaborazione tra la Protezione Civile regionale e il Comune di Niscemi sono evidenti e la mia decisione di nominare il sindaco soggetto attuatore degli interventi in favore dei residenti si è rivelata corretta ed efficace. In totale sono circa 440 i nuclei familiari che riceveranno una somma mensile da 400 a 900 euro in base alla composizione del nucleo familiare. L'importo complessivo è di 320.000 euro. I pagamenti effettuati a oggi ammontano a 183.000 euro. La Protezione Civile ha già accreditato al Comune la somma di 1 milione di euro per fare fronte alle spese emergenziali e nei prossimi giorni saranno pagati i ristori anche alle altre famiglie. A coordinare gli interventi della Regione in favore dei cittadini di Niscemi danneggiati dalla frana è una cabina di regia istituita dal Presidente Schifani. È stato creato inoltre con risorse dell'amministrazione un fondo di ben 680 milioni di euro per fare fronte alle emergenze. Nei giorni scorsi è stata attivata anche la piattaforma per i ristori alle imprese.
Passiamo alla cronaca. Ha ricevuto la solita telefonata: sono un carabiniere, sua figlia ha avuto un grave incidente stradale, per evitare che finisca in carcere servono soldi che sempre, a detta del finto militare, dovevano essere consegnati nelle sue mani. Una pensionata di 87 anni, residente nel quartiere di Agrigento a Monserrato, letteralmente terrorizzata, ha consegnato al sedicente carabiniere che ha bussato alla porta tutto quello che aveva, 3.500 euro, per aiutare la propria figlia. Quando ha scoperto la signora di essere stata truffata, si è recata alla stazione dei carabinieri, quella vera, di Agrigento, per raccontare quanto le era accaduto e quanto quel raggiro le è costato, formalizzando la denuncia a carico di ignoti. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha assolto un commerciante bengalese titolare di un negozio a San Leone accusato di atti sessuali verso una minorenne. Gli investigatori, raccolta la denuncia, hanno acquisito le immagini della videosorveglianza che hanno ripreso l'ingresso della ragazzina, ma non la scena dei presunti abusi. Il pubblico ministero e l'extraconsole, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a 1 anno e 9 mesi di reclusione. Il giudice, tuttavia, ha disposto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. La vicenda, ricordiamo, risale a settembre di 2 anni fa e scaturisce dalla denuncia della madre della ragazzina, racconto che la donna ha poi confermato anche in aula durante l'incidente probatorio. Secondo l'accusa, il commerciante avrebbe bloccato e baciato in bocca la minorenne che si trovava all'interno del suo negozio. Il 59enne ha sempre respinto le accuse. L'imputato è stato difeso dall'avvocato Davide Casà. La persona offesa si è costituita parte civile con l'avvocato Giovanni Crossa. Diventa definitiva la condanna nei confronti di un 81enne imprenditore di Cammarata per evasione fiscale, inflitto 1 anno e 1 mese di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che aveva impugnato il verdetto della Corte di Appello di Firenze. La vicenda riguarda la società immobiliare dell'imprenditore che operava in Toscana. Secondo quanto ricostruito, avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per il 2016, con un'evasione stimata di oltre 100.000 euro a fronte di quasi 400.000 euro di ricavi. Inflitto 1 anno di reclusione per bancarotta semplice a un imprenditore di Canicattì. La condanna è stata decisa dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara. Il pubblico ministero, a margine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dell'imprenditore a 3 anni. La vicenda riguarda le scritture contabili della sua società. Secondo l'accusa, durante la procedura fallimentare sarebbe stato impossibile ricostruire il registro IVA e i beni ammortizzati. Il curatore segnalò tutto all'autorità giudiziaria, trovò infatti soltanto la documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa agli anni 15-17. L'ammanco, secondo la ricostruzione accusatoria, è stato quantificato in circa 250.000 euro. E per l'assalto alla Banca Nazionale del Lavoro di Giammoro, avvenuto qualche giorno fa attraverso l'uso di esplosivo e il bancomat sradicato, e caccia alla banda. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri per individuare i responsabili dell'assalto alla filiale della banca BNL di Giammoro a Pace del Mela, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, durante il quale è stato utilizzato esplosivo. È in corso una vera e propria caccia alla banda che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere composta da professionisti. I malviventi hanno devastato la filiale, situata sulla via nazionale, nel cuore del centro cittadino, un'area molto trafficata. L'azione è stata pianificata nei minimi dettagli. I criminali hanno atteso il cuore della notte per entrare in azione, ma la precisione del piano fa pensare a una preparazione meticolosa.
Mentre la comunità locale cerca di riprendersi dall'accaduto, i carabinieri della compagnia di Milazzo stanno incrociando i dati raccolti sul campo per risalire agli autori del colpo. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, non solo della banca, ma anche di tutta l'area circostante, lungo la strada statale 113. In base agli indizi, si ipotizza che i malviventi abbiano utilizzato un veicolo staffetta per agevolare la fuga. Si ritiene che il comando fosse composto da almeno 4-5 persone, ognuna con un ruolo preciso: chi ha posizionato l'esplosivo, chi ha fatto da palo e chi ha sparso chiodi a 3 punte sull'asfalto per ostacolare eventuali inseguimenti. Grazie all'esplosivo i criminali sono riusciti a prelevare la cassa bancomat, provocando danni ingenti all'interno della filiale, rendendola inagibile. Il bottino sarebbe notevole, anche se la cifra esatta è ancora in fase di quantificazione. In aggiunta, i danni causati dall'esplosione all'immobile e agli arredi sono rilevanti. La filiale rimane transennata e i clienti sono stati dirottati verso le altre sedi della banca. Il Carnevale Montevaghese 2026 si conferma ancora una volta un evento di grande richiamo per il territorio del Belice. Giunto alla sua 36esima edizione, la manifestazione ha animato il centro cittadino dallo scorso 20 febbraio. L'evento si concluderà nella serata di oggi, 23 febbraio, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Il servizio. Il Carnevale Montevaghese 2026 si è confermato ancora una volta un evento di grande richiamo per il territorio del Belice. Giunto alla sua 36esima edizione, la manifestazione ha animato il centro cittadino dallo scorso 20 febbraio. Grande partecipazione e ammirazione per i carri allegorici, tra cui quello di Nonellora e Stupiscimi, che hanno sfilato accompagnati dai rispettivi gruppi mascherati. L'evento ha trasformato Montevago in un palcoscenico a cielo aperto, mescolando musica, coreografia, artigianato locale delle maestranze del luogo. Promosso dal Comune di Montevago in collaborazione con l'Assessorato regionale al turismo, il Carnevale ha puntato sulla sicurezza e sul coinvolgimento dei giovani delle associazioni locali. Il Carnevale Montevaghese, ha dichiarato il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, è da sempre un simbolo di identità, partecipazione, rappresentando un importante momento di aggregazione e promozione del territorio. Ogni anno associazioni, scuole e gruppi cittadini collaborano per realizzare carri, costumi che raccontano con ironia e fantasia temi di attualità e cultura popolare. E anche quest'anno è stata una bella festa. L'evento si concluderà nella serata di oggi, 23 febbraio, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.
Domenica prossima, 1 marzo, sarà la prima del mese, quindi ingresso gratuito nei luoghi della cultura. Si potrà partecipare sia alle consuete visite guidate nella Valle dei Templi che alla prima passeggiata nella storia, condotta dallo storico Beniamino Biondi. Parte del Respiro della Terra, storie e percorsi sul paesaggio, il nuovo progetto promosso dal Parco Archeologico e da Coop Culture, che intreccia cammino, letteratura e cinema. Un percorso a piedi, si partirà alle 15:30 dal parcheggio cimitero di Bonamorone alla scoperta del Tempio di Demetra, dedicato alla dea della fertilità e arrampicato sulla rupe Atenea. Il santuario diventa simbolo del legame profondo tra natura e spiritualità. Si pagherà un biglietto di soli 2 euro. Passiamo ora a un'ampia pagina sportiva. La Sicilia si presenta al torneo delle regioni con un percorso solido alle spalle, una programmazione anticipata e una mentalità chiara. Competere per essere protagonista. L'edizione numero 62 della più importante manifestazione di calcio giovanile italiana si terrà quest'anno in Puglia dal 27 marzo al 3 aprile prossimi. A Catania, nella sede della delegazione della FIGC LND, alla presenza del presidente Sandro Morgana, sono stati presentati gli staff tecnici e illustrati i programmi e le prospettive di lavoro che si sono evidenziate in questi mesi. Le interviste ai protagonisti. Affrontiamo con grande serenità, come avrò modo di dire, il torneo delle regioni in Puglia, siamo adeguatamente preparati, poi lo diranno meglio di me certamente i tecnici. Andiamo con un obiettivo. L'obiettivo è quello di fare bene sotto il profilo tecnico-sportivo e sotto quello comportamentale. Per me i due piani sono sullo stesso livello. Raggiungere un obiettivo significa raggiungerlo mettendo insieme le due cose, perché se mancano una delle due cose, cioè se noi vinciamo ci comportiamo male, lo dico con grande chiarezza, non sono certamente contento. I miei calciatori delle mie rappresentative sono i miei ambasciatori, gli ambasciatori presso i club di un modello comportamentale che deve essere quello che ama dire il Presidente, cioè un comportamento che abbia, come dire, rispetto dei compagni, degli avversari e dell'arbitro. Alla base di tutto ciò, per entrare dentro la rappresentativa ci vuole trasparenza, legalità ed etica. Abbiamo delle regole ferree, se si prendono più di 2 giornate di squalifica nei club si è fuori dalla rappresentativa. Ecco perché sono i miei ambasciatori, ecco perché si devono comportare bene, ecco perché devono andare nei club e dire: guardate, se ci si comporta male si è fuori dalla rappresentativa, quindi dobbiamo comportarci bene. Purtroppo qualcuno sbaglia, paga e comunque una volta che ha pagato l'anno successivo, se le condizioni ci sono, ritorna alla rappresentativa con un momento di esperienza in più. La maggior parte di questi ragazzi, io escludo quelli dell'Under 15, sono quelli che hanno, come dire, prospettive più ampie anche nel calcio professionistico, ma noi abbiamo una statistica che è impietosa, soltanto uno su 40.000 va in Serie A. Il nostro problema è occuparci dei 39.999 che restano nelle nostre categorie, che giocheranno a calcio, che faranno le categorie minori e che tuttavia saranno la colonna vertebrale di questa società. Attraverso il calcio li dobbiamo fare crescere bene. Il calcio in questo senso è agenzia educativa. Abbiamo iniziato a ottobre, quest'anno abbiamo iniziato molto prima e soprattutto la cadenza degli allenamenti è stata quasi sempre settimanale. Tanti chilometri, tantissimi, però ne è valsa la pena. Questo ci è servito per avere già a dicembre gruppi già ben definiti e quindi avere un database di 30 ragazzi e siamo sicuri di aver scelto proprio i migliori per ogni singola categoria. Prima di tutti non mi stancherò mai di ringraziare il Presidente di aver messo all'apice tecnico della federazione. Per me è veramente un onore essere il responsabile tecnico degli staff e poi ringrazio tutti i miei tecnici che hanno svolto con grande professionalità il loro lavoro. Un porto saluti da parte di Irene che oggi non è qui con noi. Siamo a buon punto. Noi possiamo dire lo staff tecnico, uno staff che è entrato lo scorso anno e lo scorso anno abbiamo lavorato parecchio, abbiamo fatto una buona selezione e abbiamo fatto un bel torneo. Dal torneo siamo usciti ai quarti di finale ed era stata una sorpresa.
Lo stesso staff ha continuato quest'anno, sono cambiate un po' le posizioni, con Daniele che non è più il tecnico ma il coordinatore, Irene è appunto l'allenatore della squadra. Il gruppo è quello, il gruppo è un bel gruppo che ha confermato molti elementi dello scorso anno e, come ha già detto il coordinatore, sono delle ragazze, sono piccole di età rispetto all'età selezionabile. Considerate che è un under 21 e noi abbiamo un buon 70% della squadra che è composto da ragazze che vanno dal 2010 al 2007, quindi siamo a buon punto e siamo convinti che siamo pronti per affrontare un bel torneo delle regioni. Con l'occasione appunto volevo ringraziare anche le società che sono state disponibilissime anche nell'accompagnare le ragazze in giro per la Sicilia durante gli incontri. I colloqui con le società sono stati continui, anche per la salute delle ragazze che abbiamo gestito anche determinati infortuni. Questa è la mia prima esperienza con la rappresentativa regionale. Ho preso i più piccoli ed non è più complicato, è molto bello perché loro passano da un campionato, diciamo, provinciale a un campionato elite, un campionato regionale, si affacciano per la prima volta alla classifica, ai playoff, e avere una selezione e far parte della rappresentativa per loro è importantissimo. E ho trovato dei ragazzi disponibili, delle società che mi hanno aiutato nella selezione, il direttore Carlo, Luca, tutti a disposizione per creare un gruppo che possa portare la Sicilia ad avere delle belle soddisfazioni. Come succede nell'Under 15, anche nell'Under 17 e la Juniores stiamo facendo tutti un grandissimo lavoro, anche il femminile, per cercare di portare la Sicilia dove merita, a prendersi qualche soddisfazione. La Sicilia deve emergere su tanti punti di vista e soprattutto è la categoria dove ha più visibilità e cercheremo di dargli questa visibilità per poter approdare in qualche squadra professionista, che sia Catania, Palermo, Trapani, Siracusa, perché meritano questi ragazzi. Rappresentare la Sicilia deve essere un'esperienza importante, soprattutto per questi ragazzi è un'occasione, una vetrina molto importante. Diciamo che quando vai a fare un'esperienza del genere la cosa più importante è la selezione, perché chiaramente per la formazione il tempo è molto limitato, ma la selezione diventa fondamentale. C'è stato un lavoro accurato, abbiamo cercato di fare allenamenti un po' più ravvicinati da questo punto di vista, pensiamo di aver messo dentro un buon gruppo, abbiamo puntato più che altro sui ragazzi che hanno più esperienze, che giocano di più, perché sarà importante giocando ogni giorno avere anche un determinato ritmo, avere la capacità di stare sul campo. Pensiamo di aver fatto un gruppo che sia in grado di rappresentare la Sicilia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista morale, che è l'aspetto più importante, anche perché portare avanti certi valori diventa fondamentale. Rappresentiamo la Sicilia con tutti i suoi problemi e le sue cose positive, perché dobbiamo dire che abbiamo visto recentemente, sono usciti anche dei report della federazione, che la Sicilia nel rapporto fra tesserati e calciatori professionisti è una regione agli ultimi posti, quindi da questo punto di vista è chiaro che siamo una regione che ha qualche problema e qualcosa va rivisto, però è anche un'occasione per dimostrare che ci sono determinate capacità nei settori giovanili. Linea alla regia per la pubblicità. Vediamo adesso un'ampia pagina sportiva dedicata agli eventi del calcio nella giornata di domenica, dalla Serie D all'Empedoclina, che contro il Fada ha vinto per 3-2. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Serie D, girone I, la nuova Egea Virtus torna a guidare da sola la classifica generale, superando il Paternò a conclusione di una gara molto combattuta. Pareggiano le altre pretendenti all'alta graduatoria. Ci riferiamo all'Atletica Palermo, che si è fermato in casa con il Gela per 1-1, la Nis che pareggia fuori a Torre Annunziata contro il Savoia, mentre perde inopinatamente la Regina il derby con la Vigor Lamezia per 2-0. Tornano a vincere invece le squadre che occupano una parte bassa della classifica. La Cireale, ad esempio, ha vinto col Nemilazzo 3-1, la San Cataldese con l'Enna 1-0 e il Ragusa 2-1 con la Castrum Favara. Quest'ultima sta isolandosi nelle zone basse della classifica e deve darsi uno scossone per riprendere quota e salvare la stagione. E domenica prossima sarà sfida con il Messina alle Giovanni Brucoleri.
In eccellenza girone A tornano a vincere le agrigentine. L'Unitas Sciacca passa a Castelvetrano contro la locale Folgore per 2-1, mentre il Camarat supera il San Giorgio Piana per 1-0. C'è stato invece un giallo a Licata per un episodio che ha costretto l'arbitro a interrompere la gara alla fine del primo tempo. La compagine trapanese infatti non si è presentata regolarmente in campo per disputare il secondo tempo contro il locale Licata. Ricordiamo che alla fine del primo tempo il risultato era di 0-0. Nella serata di domenica il Città di San Vito Lo Capo ha diramato un comunicato stampa, adesso al vaglio della federazione. In attesa di chiarimenti, il risultato chiaramente non è stato omologato. Nel girone A di promozione Aragona Super vince anche a Salemi e mantiene le distanze, 8 punti dall'Alcamo e 10 dall'Oratorio Marineo. Scende giù il Gemini ad 11 dopo la sconfitta rimediata sul campo del Camporeale. Ancora una sconfitta interna invece per il Casteltermini, che perde di misura con il Forte Valderice, mentre si riscatta sul campo di Aspra la Margheritese. Il prossimo turno l'Aragona ospiterà il Camporeale. Il Gemini in casa dovrà lottare contro la nuova terza forza del torneo, a dire l'Oratorio Marineo Academy, che la precede di appena un punto. La Margheritese è tra le mura amiche con lo Sport Palermo, infine il Casteltermine a Casteldaccia che lotta per non retrocedere. Nel girone D, vittoria sudante per l'Acregas, che rifila ben 9 reti al malcapitato Atletico Megara. Mattatore della giornata è il bomber argentino Ten Lopez, autore di ben 6 reti personali. Ma la notizia più importante arriva dallo stadio di Serra di Falco, dove il capolista Priolo Gargallo ha perso per la prima volta in campionato 2-0, consentendo alla classifica di accorciarsi. Infatti le distanze tra Priolo ed Acregas si sono ridotte a 4 punti e mancano 7 gare alla conclusione del campionato. Ritornando alla sfida del Totorusso di Aragona, l'Acregas, a parte le 6 reti personali di Ten Lopez, ci sono state anche i gol di Uniemi, King e Marrone. Il prossimo turno la compagine di Dino De Rosa, ricordiamo che il titolare è Sebi Catania, che rientrerà il 1 marzo dopo una lunga squalifica. Dovrà giocare in anticipo sabato prossimo 28 febbraio, sempre tra le mura amiche del Totorusso di Aragona, contro il Frigentini. In prima categoria B si è verificata invece una svolta importante. Infatti c'è stato il colpo gobbo dell'Empedoclina che a Palermo si è aggiudicata lo scontro diretto con il Fada e balza così prepotentemente in vetta alla classifica. È stata una gara veloce, bella e avvincente che ha messo in evidenza la buona predisposizione tecnica della squadra marinara allenata da Mariano Cordaro. La doppietta di Agnello e la rete di Lopresti regalano 3 punti importanti che fanno sognare la tifoseria granata, che pregustano così il ritorno in promozione. Risalgono la quinoa sia il Cenciana, che raggiunge la seconda posizione, che l'Alessandria La Rocca in piena zona playoff. Il prossimo turno nuova trasferta esterna per la neocapolista Empedoclina sul campo del Villabate. L'Alessandria della Rocca gioca a Termini contro lo Sporting e il Cenciana in casa con il Castellano. E l'Acregas domina l'Atletico Megara 1908, mandando un segnale forte al campionato, accorciando a -4 dalla capolista Priolo, fermata 2-0 sul campo del Serra di Falco e bloccata a quota 52 punti. Il nostro servizio con le interviste. Al Totorusso di Aragona va in scena un pomeriggio da ricordare. L'Acregas domina l'Atletico Megara 1908, mandando un segnale forte al campionato, accorciando a -4 dalla capolista Priolo, fermata sul 2-0 sul campo del Serra di Falco e bloccata a quota 52 punti. La squadra di Mister Di Rosa gioca con personalità e intensità, non concede nulla, difende compatta e davanti a uno spettacolo continuo. Il protagonista assoluto è Ignazio Ten Lopez, in stato di grazia, 6 reti e un assist in una partita che lo consacra trascinatore vero di questo gruppo. Con queste marcature sale a quota 16 nella stagione.
Dai, ne abbiamo perso il conto, quanti gol hai fatto oggi? No, sono contento perché meritiamo questa vittoria e abbiamo lavorato duro per farla nella migliore maniera possibile e quindi penso che l'abbiamo fatto. Non c'è stata partita? No, sì, per noi tutta la domenica sono una partita, una guerra, perché noi giochiamo tanto, quindi come te l'ho detto prima, noi ci alleniamo per quello, per vincere la partita e oggi lo abbiamo fatto alla grande. Senti, Priolo si è fermato, te l'aspettavi? No, se sono sincero, la domenica penso a noi e noi dobbiamo fare bene il lavoro nostro e dopo vediamo che succede alla fine, però se noi non vinciamo di che serve che il Priolo perde punti, quindi dobbiamo pensare a noi. Sei già a 16 gol in campionato? Sì, sono contento come te l'ho detto, per noi l'attaccante è buono segnare, però se la squadra vince sono più contento. Presidente, una vittoria schiacciante, oggi non c'è stata praticamente partita, ma note positive arrivano anche dagli altri campi, si è accorciato il distacco dalla capolista, ma la Cregas deve continuare a rimanere concentrata su se stessa. Sì, oggi il risultato tondo, una bella partita, la Cregas si è mostrata per quella che è, una squadra che abbiamo sempre detto, noi non abbiamo mai smesso di crederci e quindi oggi un bel risultato. Siamo anche contenti per, come dici tu, dal Serra di Falco ci arriva, diciamo, questa notizia, il Priolo diciamo, oggi ha perso, quindi si accorciano le distanze. Per noi non cambia niente perché noi abbiamo sempre creduto di farcela e quindi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Ecco. Note positive anche dallo stadio, va avanti con i lavori e l'illuminazione presto sarà una realtà. Sì, lo stadio stanno calando praticamente i pali di illuminazione, io spero insomma, che per fine marzo dovremmo riavere agibile lo stadio e quindi ad aprile potremmo rimetterci in gioco all'Estaneto. La Fortitudo Moncada vince contro la squadra di Montecatini per 77-69. Sentiamo il coach Cagnardi nel dopo partita. Buonasera coach e complimenti. Una settimana intensa, 3 partite in 7 giorni, ma 4 punti portati a casa. Qual è la disamina della partita e della settimana? Sì, iniziamo da quello che hai detto tu, era la terza partita in una settimana, quindi non era per nulla facile approcciarla nel modo giusto, anche se i segnali positivi c'erano stati, sia dalle 2 partite giocate in precedenza a San Vendemiano, seppure persa all'ultimo secondo, all'ultimo possesso, e la vittoria a Piazza Armerina. Le facce erano quelle giuste, per noi era importante vincere per continuare a muovere la classifica. Come ho detto ormai più volte, poco conta l'avversario che troviamo davanti, soprattutto in casa nostra. È arrivata Montecatini, la Geima Montecatini, che è una squadra molto forte, profonda, che è stata costruita per provare a competere per la vittoria finale di questo campionato. I ragazzi devo dire che hanno offerto un'ottima prestazione, l'approccio come richiesto a loro dal punto di vista fisico e nervoso è stato di alto livello. Non era semplice riuscire a tenere questa continuità di energia. Chiaro, abbiamo all'interno della partita avuto degli alti e dei bassi, anche per merito dei nostri avversari. Sono molto contento sia di questa vittoria sia di come è arrivata. Faccio i complimenti ai miei giocatori. Come ho detto appena adesso a loro nello spogliatoio, è giusto festeggiare e trarre energia, vibrazioni positive da una vittoria come questa, da queste 2 vittorie di fila molto importanti e soprattutto da queste 2 prestazioni di fila. Però è chiaro che adesso abbiamo da preparare una partita fondamentale come quella a Piacenza. Da qui in poi la classifica non conta nulla, qualunque squadra è una squadra pronta a questo punto del campionato, con delle identità ben definite, quindi sarà una partita molto molto difficile. Abbiamo bisogno di tornare martedì in palestra con la testa giusta, ricaricarci fisicamente e approcciare la settimana in modo da farci trovare il più pronti possibile domenica prossima.
E questo è tutto per l'edizione di TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle ore 9. I nostri servizi si possono inoltre visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona giornata.